C'è anche la firma di Papa Francesco sulla maglietta dell'ultramaratona benefica che ha portato 25 runner a coprire la distanza fra Padova e Via della Conciliazione. Ultramaratona che si è conclusa questa mattina quando Franco Masello, fondatore della Città della Speranza, ha varcato l'invisibile soglia del Vaticano, chiudendo così la staffetta per la Speranza, che durante l'udienza generale in piazza San Pietro ha permesso a una delegazione padovana di stringersi attorno al pontefice. È una corsa che abbiamo iniziato 25 anni fa e i risultati stanno arrivando perché 25 anni fa guarivano 20 bambini su 100, oggi siamo a 80 su 100 e questo grazie soprattutto e soltanto per la ricerca. Al Santo Padre è arrivata quindi la richiesta di portare sempre nel suo immenso cuore e di ricordare nelle sue preghiere la speranza di guarigione e i sogni di un futuro sereno dei bambini della Città della Speranza. A consegnare il testimone della lunga staffetta a Papa Francesco è stato un bimbo di 4 anni guarito da retinoblastoma che portava con sé i suoi inseparabili dinosauri giocattolo e le lettere di bambini e ragazzi guariti da patologie oncoematologiche o ancora in cura, in un momento d'emozione indescrivibile per chi vi ha partecipato. Dell'ultima tappa della staffetta è stato protagonista anche il comandante della Legione dei Carabinieri del Veneto, il generale di divisione Giuseppe Lagala. Con questo progetto la Città della Speranza ha voluto accendere i riflettori sull'importanza di sostenere la ricerca per guarire le patologie oncoematologiche per le quali ancora non esistono cure efficaci. Per questo motivo la Fondazione finanzia la diagnostica avanzata di leucemie, linfomi e sarcomi per i bambini di tutta Italia.